No, vabbè, non è importante, l'importante è che... Sì. Allora lo stacchiamo. Adesso sì, siamo... Poi tutti allo scoglio. Va bene. Possiamo iniziare. Lucia? Microfono o non c'è bisogno? No, usa il microfono. Allora, partiamo dal problema. Il problema è una legge elettorale vigente in Sardegna che è una legge truffa, è una legge non democratica che chiama al voto i cittadini sardi, poi nel momento in cui si va a contare i voti, a comporre il consiglio regionale, viene fuori un consiglio regionale che niente ha a che vedere con la volontà che i sardi hanno espresso al momento del voto. Questa roba qui, che vige dal 2013, è stata anche in questa sala ripetutamente definita inaccettabile, oscena, eccetera, anche da partiti che siedono in consiglio regionale, però non c'è stata nessuna iniziativa da parte del Consiglio regionale per uscire fuori da questa condizione qui. Il risultato si ottiene tramite due quote di sbarramento altissime, al 5 e al 10%, che credo non trovino uguali in nessun altro paese democratico, e un premio di maggioranza molto alto. Riteniamo che questa condizione sia inaccettabile, sia una gravissima violazione dei diritti dei sardi, dei principi democratici elementari come il principio della rappresentanza e riteniamo che convintamente si debba fare qualcosa per superare questa situazione. Pensiamo che la via consiliare sia impossibile ormai, perché chi è rappresentato in Consiglio regionale sta bene come sta. Anzi, questa legge che è stata votata dal centrodestra e dal centrosinistra uniti in accordo in quel momento ha proprio la funzione di tenere fino a sempre queste grandi coalizioni al governo della regione, escludendo ogni possibilità che tutto il pensiero nuovo e ricco dei sardi che esiste in Sardegna possa andare ad essere rappresentato in Consiglio regionale. Questo è inaccettabile. Allora, essendo, ne abbiamo preso atto, esclusa la via consiliare, non resta che la via popolare, cioè di una battaglia di popolo, di una campagna di informazione e di sensibilizzazione dei sardi circa l'imbroglio a cui sono, di cui sono vittime, e questo comitato ha precisamente questa funzione. Noi lavoreremo nei territori attraverso azioni anche minime, dovunque avremo spazi e dovunque potremo ad informare e a sensibilizzare circa la violazione di principi democratici fondamentali che oggi purtroppo caratterizza la Sardegna. La prossima iniziativa, la prima iniziativa pubblica, il comitato la terrà a Nuoro sabato 28, e dopo questi gruppi si muoveranno, come dicevo, nel territorio. Tengo a precisare che questo è un comitato aperto. Una parte del nostro lavoro sarà anzi quello di cercare nuovo sostegno, altro sostegno e altre
adesioni presso gruppi, associazioni, persone, soggetti organizzati e non organizzati che hanno la nostra stessa sensibilità rispetto agli elementi, insomma, ai fondamentali della democrazia che in questo momento sono negati alla Sardegna. Grazie. Mi riservo poi se c'è bisogno di intervenire successivamente. Passo a Giovanni. Ok. Dunque, io sono qua come rappresentante di Potere al Popolo, quindi di un partito che ha un respiro e un radicamento a livello nazionale, che in quanto convintamente proporzionalista ha deciso di aderire a questo comitato, a questa riunione di vari soggetti politici e civili, diciamo, perché sentiamo che quello della legge elettorale regionale sarda e più in generale della rappresentanza è un tema caldo che ha a che fare con un grosso problema che la nostra democrazia ha in generale, che è quello della disaffezione dalle forme tradizionali di partecipazione politica da parte di tantissime cittadine e tantissimi cittadini. Naturalmente questo non è un esito casuale. Chi si affatichi a vedere anche la produzione scientifica su questo tema riconosce in questo un problema molto trattato da chi si occupa scientificamente appunto di partiti, di rappresentanza e di istituzioni rappresentative. C'è cioè una tendenza da parte dei partiti a vocazione maggioritaria a monopolizzare con veri e propri cartelli gli spazi della rappresentanza. Quando parlo di cartello uso un termine tecnico, non sto facendo nessuna valutazione, ok? Oggi i politologi parlano di partiti di cartello, cioè cartelli che vanno dalla sinistra alla destra, o meglio dal centro-sinistra al centro-destra, e che tendono ad escludere anzitutto le ali estreme degli schieramenti, ma soprattutto qualunque posizione partitica di rappresentanza civile e politica divergente da quella appunto dei partiti maggiori. Questo problema lo viviamo anche in Sardegna con una legge elettorale che è vergognosa, che in passato ha prodotto distorsioni intollerabili della volontà popolare, della volontà democratica, e il problema però qui è una specie di gatto che si morde la coda, perché poi questo genere di leggi elettorali portano appunto chi va negli organismi rappresentativi a rappresentare sempre meno chi l'ha eletto, e gli elettori e le elettrici si sentono sempre meno rappresentate e quindi tendono a partecipare sempre meno alla vita politica nazionale e in questo caso regionale. Questo rende più difficile naturalmente il nostro lavoro, però diciamo questa, come diceva Lucia, è l'unica soluzione che abbiamo, cioè cercare un radicamento nei territori, cercare un confronto costante con le cittadine e i cittadini e soprattutto trasmettere un'idea che non è più così scontata, e cioè che il problema della rappresentanza ci riguarda tutte e tutti. Da questo punto di vista l'azione di questo comitato è un'azione obbligata, nel senso che è veramente per noi di Potere al Popolo, ma sicuramente non solo per noi, era assolutamente inevitabile far parte di questo gruppo di persone e di soggetti civili e sociali e politici, e quindi siamo ben contenti di mettere a disposizione le nostre forze, la nostra visibilità, quella che abbiamo, che non è tanta purtroppo, appunto perché anche a livello nazionale si riproduce questa dinamica per cui i piccoli partiti non hanno nessuna speranza di essere rappresentati. In questo appunto dispositivi come premi di maggioranza irragionevoli, soglie di sbarramento mai viste
o viste in periodi diciamo piuttosto bui della nostra storia, producono appunto i risultati che abbiamo sotto gli occhi, e quindi dobbiamo lottare, dobbiamo convincere tante cittadine e tanti cittadini a sostenerci, e non solo a sostenere noi, il che è secondario, ma a partecipare a questo dibattito. L'iniziativa del 28 a Nuoro è volta esattamente a dare il via a un dibattito radicato nel territorio e a produrre una discussione che veramente rimetta al centro la questione della rappresentanza e del ruolo che i cittadini devono reclamare all'interno delle istituzioni rappresentative. Grazie. Dopo l'intervento di Enrico sarebbe opportuno che ci fosse un dialogo con i giornalisti. Va bene? Certo. Io sarò brevissimo allora in tal senso, per non rubare altro tempo. Voglio sottolineare due aspetti. Il primo è che Rifondazione Comunista a suo tempo votò contro l'attuale legge elettorale attraverso il suo consigliere regionale, che era Giuseppe Stocchini. Conseguentemente noi siamo conseguenziali politicamente nella nostra battaglia per ripristinare il proporzionale in Sardegna. Io non stenterei a definire questa legge una legge truffa. Nelle altre regioni sottolineo che De Magistris in Calabria ha preso il 13% e non è stato eletto. È evidente che non è un problema esclusivamente della regione Sardegna, è un problema generale, un problema di disaffezione generale del corpo elettore, evidentemente nei confronti della politica. Questa legge che noi proponiamo è un proporzionale puro, evidentemente, che si basa su 3 elementi sostanzialmente. Il primo è la cancellazione dei premi di maggioranza, primo elemento. Il secondo elemento è togliere le soglie di sbarramento. Il terzo elemento è quello dell'abbandono del presidenzialismo, quindi un proporzionale puro a tutti gli effetti. Questo serve, secondo me, a parer nostro, eccetera. E sono molto contento del fatto che ci sono state diverse organizzazioni politiche associative che stanno animando questo tavolo, stanno animando queste discussioni, e fa bene Lucia Chessa a ricordare che non deve essere un tavolo chiuso, bensì un tavolo aperto. Ecco. In ragione di ciò è evidente che noi dobbiamo fare una battaglia di popolo che sia di altissimo livello. Per questo cosa intendo di altissimo livello? Ovvero, dobbiamo entrare nelle case delle persone, evidentemente, perché abbiamo delle istituzioni che sono assenti, che non recepiscono una criticità, e la criticità sta nel fatto che c'è appunto questa disaffezione, ed è plastico, secondo me, l'elemento dell'astensionismo che diventa galoppante, perché non ci si sente rappresentati. Quindi ho toccato questi punti perché brevemente, e non voglio continuare appunto per avere la parola a eventuali domande. No, volevamo capire, prima avete detto esclusa la via consigliare, no? Restava via del popolo, quindi che cosa ci sarà? Una raccolta firme per un referendum, per un disegno di legge popolare, e soprattutto le elezioni sono fra meno di 2 anni. Noi siamo persone realistiche e quindi sappiamo che questa battaglia avrà un respiro lungo, che non è questione dell'attuale Consiglio regionale, che tra l'altro non mostra caratteristiche minime di sensibilità alla questione, figuriamoci. E sappiamo che la battaglia è complessa, proprio perché deve passare attraverso un lavoro di sensibilizzazione dei sardi attorno alla questione. Sì, noi intendiamo raccogliere le firme, non con la finalità di una proposta di legge di iniziativa popolare. Noi raccoglieremo le firme attorno ad alcuni principi
sulla base dei quali chiediamo che il Consiglio regionale, quello che sarà, si metta al lavoro a costruire la nuova legge elettorale. I principi sono proprio i seguenti in maniera schematica. Noi vogliamo un sistema proporzionale, vogliamo una legge elettorale che garantisca la rappresentanza di tutti i territori, di tutti i gruppi politici che sono presenti in Sardegna e una adeguata rappresentanza di genere, perché l'ultimo intervento che è stato fatto sulla legge elettorale per garantire la rappresentanza di genere ha dimostrato nei fatti di essere assolutamente inefficace, in alcuni casi truffaldino anche quello. Posso chiedere due cose? A memoria mi pare che in Consiglio regionale ci siano almeno 3 proposte di legge depositate, una all'inizio legislatura dai 5 Stelle, una Da De Riu. Riu e un'altra, se non mi ricordo da chi, è stata presa anche una terza, forse dal centrodestra. Le avete viste queste proposte di legge e prese in considerazione come un possibile modello negativo o positivo? Prima domanda. Seconda domanda è, un proporzionale puro, non c'è il rischio che possa entrare in Consiglio regionale con tutto rispetto anche chi prende lo 0,1%? Magari. Se no rispondo io. Mi fa differenza. Poi sul Consiglio, se vuoi. Allora, sì, sulla questione del Consiglio poi io lascio la parola al consigliere regionale Eugenio Lai qui presente. Allora, ma veramente chiariamo subito questa cosa qui. Quando anche nella legge elettorale non ci sia una quota di sbarramento, esiste una quota di sbarramento naturale che è data dal numero dei consiglieri regionali. Quindi veramente questa questione della rappresentanza dello 0, è veramente da smontare, perché è una roba veramente che mistifica la situazione. Esiste con 60 consiglieri regionali, esiste una quota di sbarramento già abbastanza alta, quindi non c'è. Che sarebbe l'1,70 l'1,60 qualcosa. stata il 2. quindi insomma lo 0,5%. Il 100% è diviso 60, Lo 0,6 1,6 e qualcosa. Non è in discussione. Sulle altre leggi Aspetta. Per quanto concerne invece la questione del Consiglio regionale, intanto per dire due parole, noi a livello nazionale come gruppo politico, come gruppo di Leu, stiamo facendo anche la battaglia a livello nazionale per una legge proporzionale. Ci sono anche le aperture da parte degli altri partiti che sono anche state espresse nel nostro congresso nazionale e naturalmente questo può avere ripercussioni anche nelle leggi elettorali regionali e deve naturalmente avere ripercussioni sulle leggi elettorali regionali. Per quanto concerne invece il Consiglio regionale, noi nella precedente legislatura abbiamo già depositato una proposta di legge che va sulla direzione del proporzionale, anche lì ispirata da un costituzionalista che era un Marchesa, e comunque dietro c'era un lavoro fatto con il gruppo che apparteneva a quel partito politico, a quell'insieme di partiti politici. Ci impegniamo come gruppo regionale di Leu, l'abbiamo già detto in altre circostanze, a depositare la legge elettorale proporzionale in Consiglio regionale, e quindi a questo punto saranno 4. Il problema che poneva Lucia sul Consiglio regionale è attualissimo, però, e non è da sottovalutare. La prima commissione è ancora senza presidente della commissione. È una commissione monca, quindi auspichiamo che la maggioranza si metta immediatamente d'accordo per poter far lavorare quella determinata commissione. E oltretutto c'è un altro aspetto che non è da sottovalutare. In un mese e mezzo, nell'ultimo mese e mezzo, il Consiglio regionale è stato fermo. E dubito che lo sarà, che inizierà la propria attività in maniera veloce da qui al termine del cosiddetto rimpasto. Cioè assistiamo ad una maggioranza che non vuole discutere sui temi e che scappa dal confronto.
Ed è per questo che in Consiglio regionale noi ci proveremo, come ci abbiamo provato nella scorsa legislatura, però inizia naturalmente un percorso. Auspichiamo che venga preso in discussione l'impianto della legge elettorale, però giustamente io capisco la sfiducia che ha Lucia in questo momento nei confronti di un Consiglio regionale che non riesce a legiferare e che è monco, che è fermo a causa delle liti all'interno della maggioranza. Però mi sembrava di capire che si riferisse Lucia all'insensibilità un po' di tutti i gruppi del Consiglio regionale sulla legge elettorale, o no? Cioè non solo, nell'altra legislatura non mi pare che ci sia stato questo slancio per la legge, per una legge elettorale. Cioè non lo so. Posso dire io? Io premetto che sto parlando solo a nome mio personale perché non aderisco più al Movimento 5 Stelle, però queste leggi elettorali regionali sono state quasi tutte riformate in tutte le regioni dal 2013 in poi, 2012 in poi. Dietro c'è un disegno strategico molto chiaro, no? Perché stava nascendo questo movimento del cosiddetto populista che stava un pochettino rovinando insomma, i giochi delle coalizioni storiche, chiamiamole così, soprattutto alla luce delle elezioni politiche del 2013. E quindi questa paura che poi questo esito si riflettesse anche a livello territoriale ha portato sì che molte regioni hanno adeguato la loro legge regionale, no? Inclusa la Sardegna, in modo diciamo abbastanza peggiorativo come potrebbe essere la Sardegna, altri magari hanno cercato di salvaguardare un pochettino di democrazia, però io quello che voglio sottolineare è un altro aspetto. Cioè il fatto che i consigli regionali, i consigli con questa legge elettorale non esistono, perché nel momento in cui viene eletto un presidente con dei premi di maggioranza assurdi, sapendo che lui a questo punto ha in mano tutto, se ci dovesse essere del dissenso all'interno della maggioranza, dici beh ragazzi io me ne vado a casa io e veramente a casa tutti voi, perché non c'è il piano B con questo tipo di struttura organizzativa che si sono date le regioni, o commessi fino alla fine oppure si va a casa, no? È ovvio che in una situazione così di ricatto della democrazia non c'è possibilità di dialogo neanche all'interno della maggioranza, e questo lo vediamo in maniera plastica, come è stato detto, nel Consiglio regionale. Quelle poche leggi che sono passate, togliendo le cosiddette leggi tecniche, che sono solo le leggi di bilancio che comunque deve affrontarle, e sono tutte frutte della giunta, insomma, comunque di quelle 4 o 5 persone che hanno in pugno tutta la regione Sardegna. Quello che passa al Consiglio regionale è solamente l'atto di rettifica, cioè il notaio che dice va bene, alziamo la mano perché se qualcuno non alza la mano magari verrà punito. Questo è il concetto. E quello che dispiace è che questa assenza che c'è da parte di chi vuole fare politica, in Sardegna ma anche altrove, che viene percepita anche dalla popolazione, viene percepita di chi fa questo mestiere. Perché, vedete, un'altra considerazione, poi concludo, nelle elezioni regionali sia del 2014 che del 2019 sono andati a votare poco più della metà dei sardi, a fronte di migliaia di candidati, e questo vuol dire magari il vicino di casa, il parente, il conoscente, il collega di lavoro, e magari un consenso glielo voglio dare, perché l'unica cosa che si sa ancora in Sardegna è il fatto che c'è la preferenza. Però quando si va alle politiche va a votare 2/3 dei sardi, nonostante lì sappiamo come va a finire, cioè no, ultimamente abbiamo votato dei simboli, non tanto le persone, no? Ecco, allora questo distacco che c'è tra la rappresentanza politica sia a livello territoriale che a livello nazionale si nota anche in questo. La gente non va più a votare perché dice se la giocano tra di loro, se la gioca un elettorato attivo che è poco più del 50%, basta neanche raggiungere il 25% dei voti validi, questo sia per Pigliaro e sia per Solinas, che hanno preso meno del 25% dei voti validi, e rappresentano un'intera regione. Ecco, questa struttura, questa distorsione che c'è anzi tra rappresentanza diciamo così, del popolo e rappresentanza invece che tra pochi, non stiamo parlando di democrazia, stiamo parlando di una specie di dittatura mascherata, non so, chiamatela come volete, però non c'è dialogo, e questo è il concetto, perché nel momento in cui nascono anche dei movimenti, diciamo così, spontanei, che stanno portando avanti una rivendicazione giusta, c'è silenzio da parte loro, perché io non vorrei che adesso gli sforzi
sia per le prossime politiche, ma soprattutto per le prossime regionali, siano esclusivamente, non tanto sui programmi, perché comunque quelli li devi affrontare, ma siano solamente sforzi strategici per tenersi il potere e basta. Poi, che ci sia dialogo o meno dentro un consiglio regionale che viene azzerato dalle sue funzioni, perché questa è la realtà, viene azzerato dalle sue funzioni, mi pare che è stato anche evidenziato che a fronte di non so quante interrogazioni non una abbia avuto risposta. Cioè loro hanno centinaia di pagine che si possono riempire solo con i titoli, gli oggetti delle interrogazioni, ma non vengono manco discusse quelle. Cioè, io non so neanche di cosa stiamo parlando a questo punto, come se la regione non esistesse, fosse un affare di pochi per portare avanti gli interessi di pochi, il resto sono solamente slogan e basta. Perché voi, non mi quello che ha detto, che siete contro il presidenzialismo, e quindi il presidente della regione dovrebbe essere votato dall'Aula. Sì. Ecco, non c'è il rischio in questo che si creino delle maggioranze più o meno ibride con grandi rischio, come potrebbe essere il caso Draghi adesso? Appunto, come dimostra il caso Draghi adesso, le maggioranze ibride si possono creare in qualunque sistema, si possono creare anche prima delle elezioni, si possono fare grandi ammucchiate per portare lì un presidente, quindi lì il problema, perché riconosco che questo è un grande malcostume, no? Questo, ma il problema non sta nella legge elettorale, il problema sta nell'etica, nella coerenza, nella visione dei partiti e dei cittadini che li votano. Però, cioè, non mi sembra corretto attribuire ad un sistema elettorale la responsabilità di questo malcostume. Io aggiungerei solo una cosa a quello che ha detto Lucia. Le leggi elettorali non tendono solo a dare una certa forma all'istituzione, ma orientano in modo piuttosto grave il dibattito. Cioè anni di decenni di discorso sul pubblico, sul maggioritarismo, ci hanno disabituato all'idea che i partiti e i loro programmi si devono distinguere. E invece che cosa succede quando abbiamo una legge elettorale come questa? Che partiti anche molto diversi, pur di portare avanti un minimo di rappresentanza in consiglio, sono costretti a forzare i propri temi, il proprio dibattito e a orientare il proprio elettorato per quanto è possibile, cercando delle convergenze che sono fittizie. Allora, in un sistema proporzionale invece ogni partito ha non solo, come dire, l'obbligo verso i propri elettori presunti, potenziali o reali, ma ha anche una convenienza oggettiva a distinguere il proprio programma. E sulla base di questo è più difficile fare ammucchiate molto eterogenee o promiscue, perché poi tu devi rispondere al tuo elettorato, a cui hai dato delle garanzie piuttosto precise. Noi ci siamo completamente disabituati, secondo me, a questo modo di intendere il dibattito tra posizioni diverse, all'interno degli organismi rappresentativi, ma anche al di fuori. Perché poi non dimentichiamoci che noi discutiamo oggi di una legge elettorale regionale, ma il problema, come diceva Lucia, non è solo la norma, è anche quello che succede all'interno dei partiti politici. E in tante regioni, Regione Sardegna compresa, ma penso alla Puglia, penso alla Liguria, ci sono ad esempio dei dispositivi, ad esempio quello della doppia preferenza, l'alternanza di genere all'interno delle liste, volte a dare una maggiore rappresentanza, una più equa rappresentanza di genere. Questi meccanismi non hanno funzionato, non funzionano, lo hanno dimostrato, ma non perché è carente la norma, ma perché è la vita politica all'interno dei partiti che non rispetta questa direttiva. Perché è perfettamente inutile che tu imponga cosa ne so, l'alternanza di uomini e donne all'interno delle liste se poi i partiti concentrano le risorse per le campagne elettorali su 2 nomi maschili. È inutile. E se alla possibilità o all'obbligo di dare 2 voti, quindi alla doppia preferenza,
gli elettori sulla base di campagne elettorali ordinate in questo senso, rispondono votando sempre gli stessi 2 o 3 nomi maschili e disperdono il voto alle donne su 10 nomi diversi. Alla fine passeranno gli uomini, anche in presenza di questi dispositivi. Quindi sono tutti temi che vanno a toccare anche una questione culturale interna ai partiti ed esterna ai partiti. Per questo, pur con gran realismo, nel senso sappiamo che alle prossime regionali non voteremo con una nuova legge elettorale proporzionale, ma sappiamo che bisogna iniziare da subito. Abbiamo iniziato non avendo come prospettiva le prossime elezioni regionali, ma una prospettiva più lunga, perché serve fare un lavoro culturale all'interno e fuori dai partiti e coinvolgendo le cittadine e i cittadini. Sì, allora, ma questo non funziona. No. Il maggioritario, che è in vigore oramai da decenni, non ha mantenuto nessuna delle promesse per cui era stato introdotto. Questo vale, come dicevano anche i nostri, cioè chi mi ha preceduto, vale a livello nazionale e a livello sardo è esasperato dai meccanismi tecnici di questa legge. Allora, l'obiettivo che ci poniamo è innanzitutto cominciare a far ragionare i cittadini sulle distorsioni che si operano. Si diceva, quando è stato fatto il maggioritario, bisogna ridare lo scettro al principe. Il principe ci sta dicendo in qualche modo che quello scettro così non lo vuole. Se va a votare sempre meno gente, vuol dire che si rende conto che non è quello l'essere principe, che ci vogliono altre cose. E allora gli obiettivi che ci stiamo ponendo, innanzitutto di tipo culturali, perché sarà una battaglia lunga questa, sono quelli di fare in modo che il Consiglio regionale ridiventi la massima espressione del potere dell'elettorato, che quindi non possa esserci questa come dire, incongruenza tra il potere che ha il Presidente di sciogliere tutti e quello del Consiglio, di mandare a casa il Presidente autosciogliendosi. Quindi ridare al Consiglio il massimo potere di rappresentanza dei cittadini. Naturalmente questo può provocare, forse nel senso di una delle domande, problemi di stabilità, di inciucci, per usare un termine, ma ci sono gli strumenti per correggere queste cose. C'è la sfiducia costruttiva, quindi può esserci anche un governo parzialmente di minoranza. Questo si vedranno gli aspetti tecnici. Quello che conta è che il Consiglio ridiventi capace di rappresentare nella misura più larga possibile l'elettorato sardo. Questo è l'obiettivo fondamentale. E a questo sappiamo che non ci si arriva immediatamente, però già il Consiglio attuale, che non ci darà certamente una legge proporzionale, potrebbe cominciare a eliminare qualche meccanismo distorsivo che si può definire tranquillamente osceno, che non c'è neanche nelle altre leggi regionali, per fare in modo che il prossimo Consiglio abbia già una composizione che possa iniziare a dare una risposta a quelle istanze che noi stiamo cercando di raccogliere e di rappresentare. E abbassare gli sbarramenti. Intanto, togliere, no, non importa, abbassare gli sbarramenti di quanto? Non stiamo lì a contrattare. Purtroppo non ci siamo in Consiglio regionale, dove loro presenteranno una legge dove sbarramenti non ce ne saranno, ma non riusciranno a farla approvare, ovviamente. Gli sbarramenti non ci dovrebbero essere, perché il cancro del maggioritario italiano sono le coalizioni. Noi puntiamo a eliminare le coalizioni. I partiti possono rinascere soltanto se si eliminano le coalizioni, altrimenti non si va da nessuna parte. Dicevo, il Consiglio regionale attuale può comunque eliminare, per esempio, una distorsione che potrebbe eliminare è il fatto che il voto di preferenza prevale sul voto di lista, che è per esempio. Potrebbe eliminare qualche incongruenza sulla rappresentanza di genere, come si diceva. Quindi fare dei passi che consentano al prossimo Consiglio regionale di essere magari un po' più aperto alle istanze che, ripeto, vogliamo portare avanti. E fino in fondo, personalmente mi permetterei di dire che non si ferma al Consiglio regionale. Il proporzionale deve diventare il meccanismo generale di tutte le elezioni in un paese democratico.
Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Appunto.